Il Mantova torna alla vittoria battendo 1-0 al Martelli la San Bonifacese. Gol decisivo di Mario Colonetti alla mezz'ora del secondo tempo. Negli spogliatoi il presidente Bruno Bompieri ufficializza il divorzio dal DS Bonometti. Qui a Mantova ha dichiarato non rimetterà più piede. Buonasera e benvenuti a Mantova Notizie. Apriamo con il calcio. Il Mantova torna alla vittoria dopo oltre 2 mesi. Battuta al Martelli la San Bonifacese con un gol di Colonetti a un quarto d'ora dal termine. Vediamo i servizi di Nicola Antonietti. Contro la San Bonifacese il Mantova cerca una vittoria che manca da ormai 2 mesi. Assenti Spinale dalla Bona squalificati, rientrano dal primo minuto Burato e Franchi, questa volta con la fascia da capitano. Premiato Spinale dal presidente Bruno Bompieri per le sue 300 presenze in maglia biancorossa. Poi la partita finalmente a inizio e nei primi minuti si vede soprattutto il Mantova. C'è un buon pallone di Franchi per Pietri Biasi che si presenta solo davanti a Bonato che però gli chiude lo specchio della porta. Ma dopo c'è solo San Bonifacese all'8º, un pallonetto di Finotto da buona posizione viene controllato senza problemi da Festa e successivamente un tiro di Brighenti da appena dentro l'area viene parato anche questa volta senza problemi dall'estremo difensore biancorosso. Al 27esimo mischia furibonda nell'area del Mantova. Il pallone dopo una serie di batti e ribatti arriva a Ruggeri che però non riesce a inquadrare la porta e Festa salva sulla linea. Ancora San Bonifacese, cross in mezzo, colpo di testa di Orfei e la palla sfila a lato di pochissimo. Il Mantova prova a scuotersi, solo nel finale c'è un altro tiro in porta da parte di Pietri Biasi, la palla però esce abbondantemente a lato. Primo tempo decisamente insufficiente da parte dei biancorossi, ma la musica cambia nella ripresa. 5 si presenta solo davanti a Bonato ma gli calcia addosso. Pochi minuti dopo Sereni mette una buona palla in mezzo ma nessuno del Mantova ne approfitta. Il Mantova continua ad insistere, uscita a vuoto di Bonato. La palla buona arriva a Pietri Biasi che però calcia addosso ad un difensore. Entrano Bersi e Del Sante per maschio 5, Franchi ci prova da fuori area, pasticcia Bonato che però in qualche modo riesce a rimediare. Ma il gol è nell'area, siamo alla mezz'ora, bel pallone di Franchi per Colonetti, tiro di Super Mario, Bonato non irreprensibile, la palla in rete. Il Mantova è finalmente in vantaggio e si torna a sognare una vittoria dopo tantissimo tempo. Sulle ali dell'entusiasmo i biancorossi provano a chiudere l'incontro, Bersi da fuori area ma il suo pallonetto non inquadra la porta. Ancora Colonetti ci prova sempre da lontano ma questa volta Bonato riesce a deviare in calcio d'angolo. Nel finale la San Bonifacese è rimasta in 10 per l'espulsione di Tecchio, ci prova con Marianeschi ma senza creare paura alla porta del Mantova. Sul cross controllato da Festa arriva il fischio finale dell'arbitro. Per il Mantova una vittoria che ci voleva. Negli spogliatoi un soddisfatto presidente Bruno Bompieri ufficializza in maniera brusca il divorzio dal DS Stefano Bonometti. Bonometti non è più direttore del DS del Mantova. Per motivi che so io non sto lì a fare polemiche perché se ne sono botte e risposte, però lui qui non ci mette più i piedi e sa lui perché. Se io dico questo sono una brava persona, penso io, e prima di fare del male alla gente non voglio. Io oggi ho cercato di parlarci e spiegare i motivi perché li sa bene lui e adesso lui col Manto non c'entra più per niente, noi lo pagheremo fino alla fine, fino all'ultimo euro perché è giusto così, come Graziani, perché non è che, però lui non è più direttore del Manto. No, domani a Milano ci va Sani con Fincati. Adesso noi andiamo avanti, cioè, è un po' che la cosa è che io non voglio mai fare, purtroppo qui c'è una pressione impressionante. Bonometti com'è, lo sa lui, i motivi, e sarebbe ancora di sottospettivo fino a giugno se non succedeva quello che è successo fra me e lui. Dopo se vuole parlare lui, parla lui, io non mi sento di fare botte, risposte, tutte cose come sono successe anche fra di noi, che non c'è niente di male. Noi posso garantire una cosa, che noi fino alla fine giugno pagheremo tutti fino all'ultimo euro sicuro. Non ci sarà niente di male, il Manto non può essere sicuro, noi andremo avanti bene e poi si vedrà se cosa succede per poter far bene, perché per far male non vi sta bene.